La sua raccolta di poesie contribuirà all'impegnativa opera della SAMSI, l'associazione nata per raccogliere fondi per la ricerca sull'atrofia muscolare spinale, malattia che colpisce fin da piccoli. Sara Favaretto, 39 anni, trevigiana, ha presentato stamattina a Villa Letizia il suo Respirando l'attimo, in cui racconta anche la sua malattia. Ti indebolisci i muscoli, non ti porta a respirare, ma forse ti fa capire tante cose della vita. Ogni 35 persone c'è un portatore sano, quindi è una malattia che è parecchio diffusa. Pare che adesso ci sia finalmente stata una scoperta importante, un farmaco per i bambini, per i bambini piccoli, che possa aiutarli. In tanti hanno voluto esserle accanto oggi, mamma, papà e i suoi 3 nipotini per cominciare. Indimenticabile, davvero. È un sogno che si realizza. Come l'aver conosciuto ieri sera a Padova il suo idolo Ligabue, continuare a credere nei sogni e nella felicità è un'impresa quotidiana per i malati e le famiglie. Le famiglie sono lasciate sole un po', perché se non c'è la famiglia sti ragazzi sono proprio persi, cioè le istituzioni ci sono ma un po' distanti. Parlano, ma devi rimboccarti tu le maniche. Fino adesso ci siamo arrangiati, insomma, non è facile. Però, pur di vedere lei felice, facciamo tutto.